Il nuovo DPCM è un semi-lockdown per il Veneto, così il presidente Luca Zaia che insiste sulla necessità di garantire i ricongiungimenti familiari a Natale e assicurare le stesse opportunità ai piccoli comuni così come alle metropoli. Il nuovo DPCM vieta gli spostamenti tra comuni nei giorni delle festività e così mette in ginocchio i ristoranti aperti a pranzo ma solo per chi abita nel comune. Questa è la mazzata finale. Poliziotti aggrediti a Padova durante i controlli anti-Covid, 5 ragazzi sono stati arrestati, duro il sindaco Giordani e anche le famiglie sono responsabili. Sensi unici per i pedoni in centro a Treviso, la misura al vaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza stamane in prefettura dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana. Troppi contagi, il sindaco di Longarone ha comunicato la chiusura dell'istituto comprensivo elementari e medie fino al prossimo 12 dicembre, una decisione sofferta ma inevitabile, spiega Roberto Padrin. Anche Bebe Vio tra i multati dopo essere stata trovata alle 8 di sera in un bar al centro di Mogliano. Ho sbagliato ma non ho ucciso nessuno, ha detto la campionessa paralimpica. Eccoci, ben ritrovati in diretta come sempre, questa è l'informazione regionale dei notiziari di Antena 3. Allora andiamo a vedere quali sono i dati del contagio da coronavirus in Veneto per la giornata di oggi. Sono 1636 i nuovi contagiati nelle ultime 12 ore che vanno a sommarsi ai 1952 positivi di questa mattina, facendo salire a 3588 il numero dei contagi nelle ultime 24 ore. E in tutto a 71.614 positivi in totale. In Veneto sale a 4.041 il numero dei morti questa sera con i 59 decessi nelle ultime 24 ore. Dunque i numeri continuano ad essere preoccupanti. Sentiamo che cosa ha detto oggi il governatore Luca Zaia, che di fatto ha commentato il decreto depositato in Gazzetta Ufficiale, poi il nuovo DPCM che stiamo ovviamente attendendo. Il Premier Conte parlerà questa sera. Si parla per il Veneto di una sorta di semi-lockdown. Sentiamo perché. Il ricongiungimento familiare il giorno di Natale, non vi cito neanche l'ultimo dell'anno, parlo del giorno di Natale, lo trovo che non cambia il corso della storia del coronavirus. Un decreto a cui mancano due cose, la coerenza e l'umanità. Un DPCM che il presidente Zaia oggi ha duramente contestato, mettendo nero su bianco tutte le osservazioni che lo stesso Veneto farà a Roma, nella speranza di essere ascoltato. I parenti residenti in comuni diversi non potranno vedersi nei giorni di 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Ci sono mille altre soluzioni per pensare di evitare gli spostamenti, magari giustificando coloro che hanno il ricongiungimento familiare, che è la cosa più dimostrabile che ci sia. I confini comunali sono chiusi negli stessi giorni, creando una disparità che Zaia ipotizza essere addirittura incostituzionale tra le grandi metropoli e i piccoli comuni di periferia. Nei nostri comuni tu di fatto vivi in regime di semi-lockdown, cioè non ti sposti più, cioè nei nostri comuni in quei giorni vivi l'effetto della zona rossa, anche se sei in zona gialla. Così creano conflitto sociale, creano guerra tra poveri, perché sarà inevitabile che poi ci saranno dei cittadini di serie A e di serie B. Un decreto incoerente dal punto di vista epidemiologico. Le osservazioni fatte sugli spostamenti sono, ribadisce Zaia, di sanità pubblica. La bozza è arrivata nella notte. Le osservazioni sono già state inviate, ma sono poche le speranze che il governo rimoduli il DPCM ascoltando le regioni. Zaia oggi ha parlato di procedura ormai diventata solo un cerimoniale di corte. Se chi lo scrive, quel sentite le ragioni, lo interpreta come dopo te che io mandi, che torna in Rio e lo pubblichiamo, le ragioni sono sentite, ma per modo di dire. Ma quello che conta sono i dati, le singole storie personali, quelle dei ristoratori a cui probabilmente a queste condizioni potrebbe non convenire nemmeno tenere aperto, eppure per loro non c'è traccia di ristori. Qui non c'è traccia di ristori, E poi un passaggio anche sul ruolo dei prefetti chiamati dal governo oggi a gestire il trasporto pubblico locale con l'apertura al 7 gennaio delle scuole. Non puoi, come si può dire, esautorare competenze regionali, perché bisogna puntare all'equa divisione del malessere.
Tra le categorie più penalizzate di questo DPCM, i ristoratori, gli albergatori. Allora siamo andati a Torreglia per fare un approfondimento. In questo comune del Padovano c'è il maggior numero di locali di tutta la provincia. E nel nostro comune di Torreglia abbiamo 36 attività di ristorazione, 36 attività dove ci sono molti dipendenti del paese e abbiamo un bacino di circa 6.500 abitanti. Gli spostamenti dei cittadini ovviamente non potranno sicuramente equilibrare i nostri locali per le capienze, e questa è una situazione molto molto difficile. La zona di Torreglia, senza voler far torto alle altre parti della provincia, può essere considerata la Food Valley padovana. Il piccolo comune dei Colli ha un'altissima concentrazione di ristoranti, punto di riferimento non solo per Padova ma anche per il bacino termale. Ora, con il nuovo DPCM che impone il divieto di movimento tra comuni i giorni di Natale, Santo Stefano e il 1° di gennaio, i ristoranti vedono svanire la quasi totalità delle prenotazioni. Il telefono nel ristorante da Balotta, come da Fazzenda, ha suonato senza sosta oggi. Molti clienti che chiedono spiegazioni, altri iniziano già a disdire. Si stimano solo per il mese di dicembre perdite del 20%. Le ulteriori restrizioni ci porteranno di sicuro a perdere un grosso pezzo del nostro fatturato. Pensati che dicembre era il mese che alla sera facevamo le cene aziendali, era un mese molto forte per noi, vuol dire che 1/3 del fatturato lo facciamo fra novembre e dicembre. C'è poi una questione legata alla filiera del territorio. In questi giorni di solito si iniziano ad acquistare i prodotti nelle aziende locali per preparare le scorte per i pranzi natalizi. Quest'anno ci sarà bisogno di molta meno materia prima. Le prenotazioni delle materie prime vanno sempre fatte in anticipo, in questo momento non sappiamo neanche come comportarci perché ovviamente le prenotazioni sono molto limitate. I ristoratori delle tavole taurigliane però hanno indetto una riunione per le prossime ore e in mente hanno già qualche idea. Stiamo provando a pensare, sai, cosa rimane se i fracomuni non si possono muovere, i nostri clienti ci chiederanno di chiudere la prenotazione, di disdire la prenotazione, ci proporremo per portargli a casa il menù, chissà che non nasca un kit per Capodanno. L'obiettivo è quello di resistere, restare uniti per superare questo periodo di crisi e pensare al futuro. Andiamo a Padova, dove dei poliziotti sono stati aggrediti durante una serie di controlli anti-Covid. 5 ragazzi sono stati arrestati. Le parole del sindaco Giordani: sono responsabili anche le famiglie. Scoperti in Prato della Valle alle 23:30, ben al di fuori del limite orario consentito. Stavano bevendo alcolici tutti, giovanissimi, una ventina circa. Il gruppo non è passato inosservato ai controlli anti-Covid messi in campo dalle forze dell'ordine in tutta la città. I poliziotti hanno notato l'assembramento proprio al centro dell'isola Memmia. I ragazzi, alla vista delle auto della polizia, hanno reagito e 5 di loro hanno aggredito gli agenti del reparto prevenzione crimine. Hanno perpetrato una condotta violenta e di forte resistenza e opposizione all'operato di almeno 4 agenti che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli agenti sono finiti in ospedale, sono stati aggrediti con pugni al volto. Uno dei ragazzi ha preso un poliziotto alle gambe, un altro invece ha tentato di strappare loro la mascherina. Alla fine i 5 violenti sono stati bloccati e arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Uno di loro è stato anche denunciato per tentata rapina perché ha tentato di rubare la pistola ad un agente. In manette sono finiti 3 ecuadoregni di 23, 25 e 28 anni, una ragazza italiana di 19 anni e un 27enne albanese. Tutti i 20 giovani sono stati anche multati per la norma anti-assembramenti con sanzioni da 400 euro ciascuno. Il sindaco Giordani plaude all'operazione della polizia, ma è duro contro chi non rispetta le regole in questo periodo di emergenza sanitaria. Ne hanno stati 4-5 se non sbaglio, troppo pochi per quel che mi riguarda, perché io non sono un giustizialista, ma non è possibile, sono tutti ragazzi giovani, minorenni, dove sono le famiglie, è facile scaricare sempre sulla società, ma dobbiamo dare anche una responsabilità alle famiglie che non contrarre i propri figli. Il sindaco chiede anche pene più severe per gli spacciatori dopo i numerosi arresti e sequestri di droga avvenuti anche nelle scorse ore nel quartiere Arcella. Per combattere lo spaccio, perché io non voglio accusare nessuno, ma veramente per le forze dell'ordine e per i magistrati penso che sia anche poco motivante. Loro continuano a lavorare in continuazione, sia forze dell'ordine che i magistrati, e non vi è fatto niente, cioè entrano e escono, sembra un hotel.
Ora andiamo a Treviso, dove si iniziano ad ipotizzare, dopo gli assembramenti dei giorni scorsi, dei percorsi obbligati per piazze e strade. Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Si è ipotizzato, e questo verrà valutato dagli uffici comunali, se adottare in alcuni momenti, ad esempio, non il blocco di nessuna strada, ma per esempio una disciplina, diciamo, degli accessi e dei percorsi. Percorsi obbligati contro gli assembramenti nelle vie principali di Treviso. A richiederlo il prefetto, che per questo ha convocato il sindaco Conte e il comandante della Polizia Municipale Gallo al Comitato Sicurezza riunito questa mattina in prefettura. Se in un certo momento una strada o una piazza diventa visibilmente troppo piena, si mette, per dire, il nastro e si dice ecco, non puoi tornare indietro, ma devi uscire facendo un altro percorso. Sorvegliato speciale il Calmaggiore a Treviso, ma anche il centro di Castelfranco. Altro punto dolente riguarda la permanenza nei locali sui plateatici. Un appello ai cittadini: si può prendere il caffè, ma una volta che si prende il caffè ci si alza e si va via e ci si rimette la mascherina. Per il sindaco serve maggiore consapevolezza. Io non credo che servano restrizioni particolari. Maggiore attenzione la devono fare i titolari degli ambienti, dei bar, dei locali, perché nei plateatici si manifestano delle situazioni che possono risultare pericolose, però credo che con il buon senso e con un po' di attenzione si possa risolvere tutto. Pronto però, se dovessero ripetersi assembramenti, a decisioni anche drastiche. Eventualmente anche a attuare i sensi unici piuttosto che la chiusura di strade e piazze. Altro tema caldo, l'incarico alle prefetture di gestire il trasporto degli studenti con il ritorno in classe. Già la prossima settimana saranno convocati in prefettura il presidente Mom Colladon e la dirigente scolastica Sardella per concretizzare la soluzione pensata dal prefetto. Quantomeno uno sfalsamento delle entrate e quindi delle uscite dei ragazzi in alcuni plessi. Dovremo valutare dove ci sono questi problemi. Una multa che ha fatto rumore, quella staccata dai carabinieri alla campionessa paralimpica Bebe Vio, è stata trovata gli scorsi giorni alle 8 di sera all'interno di un locale di Mogliano Veneto. Ho sbagliato ma non ho ucciso nessuno, ha detto Vio, resta comunque un nostro orgoglio. Così il sindaco di Mogliano. Capita a tutti di sbagliare, ha commesso un peccato veniale. So che Bebe saprà rimediare, rimane comunque un esempio per tutti noi, un orgoglio moglianese. Così il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, parla di quanto successo alla sua concittadina più illustre, quella Bebe Vio, multata qualche sera fa per essere stata trovata all'interno di un bar del centro alle 8 di sera, 2 ore dopo il limite di orario consentito dalla legge. Una storia di ordinaria trasgressione divenuta presto virale e nazionale. Del resto le imprese di Bebe hanno sempre fatto il giro del mondo, quasi 1 milione i suoi follower sui social. Ho sbagliato, ha ammesso Bebe nel pomeriggio all'Ansa, raccontando di essersi trattenuta nel locale per chiacchierare con la cameriera, amica d'infanzia che non vedeva da tempo. All'Ansa ha anche detto di aver sempre tenuto addosso la mascherina e di aver mantenuto i distanziamenti. Con lei anche il padre Ruggero, multato a sua volta con una sanzione da 400 euro. Mi sta cercando il mondo intero, tutto questo risalto, ma non ho ucciso nessuno, ha detto ancora Bebe. Una storia emblematica che fa lanciare al primo cittadino un appello. Il momento è difficile per le attività produttive, per i gestori dei locali, ma dobbiamo tenere duro. Purtroppo vediamo la luce all'orizzonte, ma questo è il momento forse più importante dove assolutamente bisogna continuare a rispettare le regole, e le regole sono uguali per tutti. Andiamo a Bassano del Grappa, la voce dei cittadini che commentano così il nuovo DPCM che di fatto andrà a disciplinare queste festività. Sentite. Almeno i parenti, le persone più strette dovrebbero ritrovarsi, io non sono d'accordo. Per evitare troppe persone a Natale può essere una cosa valida. Bisognerà stringere i denti, ma se deve finire questa cosa in qualche maniera che finisca. No, perché ho mia nipote che è sola a Borso e noi allora siamo soli qua e lei è sola e non è giusto però questo, almeno a Natale da essere in compagnia. Non si potrebbe, bisogna fare gli abusivi tutta la vita. Gli abusivi tutta la vita, dice suo marito. Sì. Sì, perché vorrei che mia nipote rimanesse con me il giorno di Natale e sarebbe anche giusto in famiglia. Il Natale che cos'è? Famiglia. Io lo trovo sbagliatissimo perché non ha senso secondo me. Quando siamo nei supermercati è pieno di gente e un familiare non può ricongiungersi col figlio, con la mamma, col papà. Assurdo. Mi dispiace
perché dovevo andare a mangiare da mia figlia, ma se queste sono le regole bisogna rispettarle, perché in questo periodo che siamo messi proprio male con questo Covid o facciamo qualche sacrificio che non è la fine del mondo. È anche un po' un'assurdità, perché alla fine se guardiamo che quelli che lavorano possono uscire da comune e da regione e da zona gialla, zona arancione e rossa, secondo me è anche un controsenso. È una follia pura, non possono pensare di tenerci bloccati in questo modo, o i nostri affetti più cari, o le persone che vediamo più spesso, solo perché abitano così lontani. Credo che prima di tutto dobbiamo pensare alla salute, per cui accettiamo, però dobbiamo guardare avanti per la salute di tutti. È una forzatura notevole, insomma. Rispetto alle nostre tradizioni, ai nostri usi è impensabile, però se si deve fare un sacrificio è giusto farlo, insomma, anche per gli altri. Intanto il sindaco di Longarone ieri sera ha annunciato la chiusura dell'istituto comprensivo, elementari e medie, una decisione sofferta ma necessaria. Ci sono timori fondati purtroppo nei numeri, soprattutto alla scuola media, ma qualcuno anche all'elementare e anche all'infanzia. La decisione di chiudere l'istituto comprensivo di Longarone era nell'aria e puntualmente arrivata ieri sera la comunicazione ufficiale assunta dal primo cittadino d'intesa con il dirigente e la struttura scolastica. Scuola chiusa fino al 12 dicembre prossimo per contenere il contagio che continua a diffondersi nel territorio comunale. Siamo convinti di aver fatto questa scelta che vuole tutelare i bambini, i ragazzi, i genitori, ma anche gli insegnanti e anche tutto il corpo che lavora nelle scuole. Penso che sia una scelta sofferta. Una scelta sofferta, ripete Padrin, consapevole del disagio arrecato alle famiglie che si protrarrà per 5 giorni complessivi, considerata la sospensione delle lezioni per la festa dell'Immacolata. Resta per le famiglie la possibilità di ricorrere al congedo parentale. Mi auguro che anche i datori di lavoro possano essere un po' elastici in questo periodo e possano comprendere le difficoltà di alcuni genitori che magari non hanno i nonni di poter tenere i bambini. Una situazione di emergenza che deve essere affrontata con l'obiettivo principale di tutelare la salute collettiva. A Longarone attualmente sono 84 le persone positive e 39 quelle in isolamento fiduciario. L'auspicio del sindaco è che tutti possano superare questo momento difficile per poter trascorrere il Natale insieme e in salute. A proposito di scuola, un'ultima ora battuta dall'ANSA: il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula in percentuale del 75% e non più del 50% come era previsto dalla bozza del DPCM. E la modifica, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è stata decisa nel corso della conferenza Stato-Regioni del pomeriggio, che ha accolto 2 richieste dei presidenti di regione. Questa è una novità che appunto riusciamo ad anticiparvi rispetto al DPCM che è in corso di discussione. La cronaca, andiamo nel Veronese: un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Belfiore, appunto siamo in provincia di Verona. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale 2 auto si sono scontrate, uno dei 2 conducenti è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118, è intervenuto anche l'elicottero di Verona Emergenza. Un'altra persona è rimasta ferita in modo non grave, è stata portata all'ospedale di San Bonifacio. Ci fermiamo per alcuni secondi di pubblicità e poi ancora con la cronaca, tra poco. Eccoci, ben ritrovati e allora continuiamo con le notizie di cronaca. Questa volta andiamo a Thiene, siamo in provincia di Vicenza, dove un 17enne ha picchiato la madre colpevole di avergli staccato il collegamento wifi. Il ragazzo è stato arrestato. Thiene accusa la madre di avergli staccato il wifi e si scaglia contro di lei. L'ennesimo atto di violenza di un 17enne nei confronti della madre e della sorella, ma questa volta la donna ha avuto il coraggio di denunciare il minore. La procura per i minori di Venezia ha disposto per il ragazzo l'arresto e il conseguente accompagnamento nel centro di prima accoglienza di Treviso. I carabinieri in quell'abitazione erano già intervenuti altre 6 volte per quel figlio violento che alle minacce ed insulti aveva aggiunto anche pugni e calci. Già finito nei guai in comunità a 15 anni perché taglieggiava alcuni compagni di scuola, pretendeva in casa, dopo la separazione dei genitori, di fare quello che voleva. Ed oggi è la giornata mondiale della disabilità, promuovere l'uguaglianza e la garanzia dei diritti delle persone con disabilità, e questo è l'obiettivo fondante di questa giornata. Vediamo. 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. L'edizione 2020, secondo le linee di indirizzo dell'ONU, è interamente dedicata a coloro che sono stati trascurati durante la pandemia. Quali le iniziative promosse a Vicenza? Come amministrazione, proprio recentemente abbiamo istituito il tavolo permanente
della disabilità, un tavolo composto da tutte le associazioni di volontariato che rappresentano le famiglie con persone con disabilità. Inoltre abbiamo istituito un nuovo finanziamento di 275.000 euro che va a dare a queste famiglie un aiuto economico concreto a causa di tutti quei disservizi che hanno dovuto subire per colpa del Covid. Pandemia a parte, l'obiettivo definito quest'anno dalla conferenza della Convenzione dei 195 Stati firmatari è quello di ricostruire meglio il mondo post-Covid, inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile. I lavori anche del PEBA stanno continuando grazie al lavoro importante dell'assessorato ai lavori pubblici, dove lavori che prevedono l'abbattimento di barriere architettoniche per quasi 1 milione all'anno. Quindi un intervento aggiuntivo importante, per un'attenzione importante nei confronti di queste persone che fanno parte della nostra comunità e che la nostra comunità deve assolutamente aiutare per poterli far vivere una vita migliore rispetto a quella che fino ad oggi purtroppo hanno dovuto avere. I giocattoli sono al centro del calendario 2021 dei Vigili del Fuoco. Andiamo a vedere, le illustrazioni sono dei ragazzi dell'Accademia Veneziana di Belle Arti. Dedicare un calendario ai bambini significa dedicarlo a un sentimento di speranza per tutti noi. Immagini bellissime che ci aiutano a ripercorrere la storia dei pompieri. Sono le parole del ministro dell'Interno Lamorgese a chiusura della cerimonia di presentazione del calendario 2021 ideato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Unicef e che si è avvalso anche quest'anno del prezioso contributo degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, autori delle illustrazioni. I protagonisti del calendario sono i giocattoli e di riflesso i bambini, che proprio nei pompieri trovano i loro eroi. Forse perché, ha sottolineato il capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo, usano camion appariscenti, grandi gru e autoscale con luci e colori, o magari perché sono eroi che arrivano sempre al momento giusto per salvare la gente. Attenzione perché è in arrivo una nuova intensa fase di maltempo in tutto il Veneto nel fine settimana, precipitazioni estese persistenti e venti forti dai quadranti medio-orientali. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di preallarme, si tratta di allerta arancione, dalle 14 di domani fino alla mezzanotte di domenica per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano ed Alto Brenta Bacchiglione. Allerta arancione per criticità idraulica anche nel bacino del Livenza. La fase più critica dell'evento è prevista tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, specie nelle zone montane e premontane. Ci lasciamo come sempre con le previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. Nuova fase di maltempo al nord-est per l'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 dicembre. Sul Veneto qualche pausa maggiormente asciutta al mattino, tempo progressivamente perturbato a partire dalla seconda parte della giornata, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni via via più diffuse, localmente anche moderate. Sulle zone montane e pedemontane limite della neve intorno ai 400-500 metri in successivo rialzo. Vento di scirocco a tratti anche forte. Vediamo anche le temperature minime tra 1 e 2 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra gli 8 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui vedete lo stesso scenario con molte nubi e con rovesci più diffusi e intensi entro pomeriggio sera, fenomeni anche forti durante la nottata. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, giornata perturbata anche qui con piogge un po' dappertutto, vedete anche intense, deboli nevicate sulle Alpi. Temperature minime intorno allo 0, meno 3 gradi, massime invece fino ai 5 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.